Dramma di Manuel Bortuzzo, le immagini dell'ultimo allenamento in vasca prima dell'agguato di Roma. Intanto Trieste si mobilita per lo sfortunato nuotatore. Lunedì un concerto per raccogliere fondi per le cure. Bomba carta esplode sotto l'auto di Pierpaolo Spinazzei, writer veronese che con il nome di Cibo cancella le svastiche sui muri e li trasforma in disegni artistici. Paura a Castello di Godego, dodicenne travolta da un'auto mentre va a scuola in bicicletta, la ragazzina portata d'urgenza all'ospedale in elicottero. Previste centinaia di persone questa sera a Castelfranco, la fiaccolata in memoria di Giulia Zandarin, la 18enne morta nel tragico schianto di Musile di Piave, dove è rimasto seriamente ferito anche il fidanzato Alberto. Colpo di scena nel processo contro l'imprenditore croato che nel 2011 uccise con il suo motoscafo una coppia di turisti padovani. Potrebbe partire il processo numero 4. Un terrorista su un vaporetto, l'intervento del reggimento Serenissima in laguna con uomini e mezzi in pieno giorno per una esercitazione molto realistica. All'ospedale Cafoncello di Treviso da 1 anno e mezzo tra i malati oncologici si propone la pratica del Viet Tai Chi, disciplina orientale che sta dando grandi benefici ai pazienti. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali per tornare a parlare dunque in primo piano del dramma di Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, triestino d'adozione che ha scritto un libro che è in uscita in questi giorni per raccontare la drammatica testimonianza e appunto la testimonianza della ricerca di una nuova serenità dopo l'agguato di Roma, quegli spari. Ebbene, nel prossimo servizio riusciamo a mostrarvi le immagini dell'ultimo allenamento in vasca nel centro specializzato di Ostia, poco prima di quel drammatico agguato, mentre c'è una città intera, Trieste, che si sta mobilitando per il ragazzo e lunedì ci sarà un concerto dedicato proprio a lui. Bracciata elegante e precisa, stile libero impeccabile, quello di Manuel Bortuzzo che vediamo in questo video dell'ultimo allenamento al centro federale di Ostia prima del tragico incidente del 2 febbraio 2019 alla periferia di Roma, dove per uno scambio di persona fu colpito alla schiena da un proiettile che gli ha provocato una lesione midollare completa. Il sogno di Manuel ora è quello di ricominciare a camminare, ma per rinascere, citando il titolo del libro che ha scritto raccontando la sua sofferenza, oltre all'affetto della gente servono anche i denari. Ed ecco allora che la città di Trieste, in cui Manuel è nato nel 99, ha risposto presente con una grande iniziativa, un concerto in programma lunedì 11 novembre alle 20:30 al Teatro Rossetti, battezzato #Trieste per Manuel, organizzato dal Comune di Trieste, dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con l'organizzazione di Fabrizio Somma, grande amico del papà di Manuel, che ricorda il drammatico momento in cui apprese la notizia. Arriva un messaggio del padre di Manuel, hanno sparato a Manuel, 1+1 e voglio dire io, ma così come tutti gli altri amici di Trieste che sono cresciuti assieme al padre di Manuel, ci rendiamo conto che si tratta di Manuel Bortuzzo. Per Manuel si è mobilitato l'intero mondo musicale del nord-est. Lo spettacolo vedrà avvicendarsi 15 fra gruppi e solisti per un totale di 70 artisti. In totale hanno aderito all'evento 88 professionisti che arrivano anche dalla vicina Slovenia. Tutto lo spettacolo sarà condotto da una bravissima attrice e presentatrice, Rosanna Bubola, e sarà disturbato da Flavio Furia. Allo spettacolo parteciperà naturalmente pure Manuel Bortuzzo, che ha voluto rivolgere un invito a tutti con questo video. Ciao Trieste, eccomi qua. Lunedì 11 novembre, ore 20:30, Teatro Rossetti. Io sarò lì con voi per una bellissima serata piena di musica, piena di grandi emozioni e piena anche di grandi artisti che non vedo l'ora di sentire suonare. Poi dovrete ascoltare anche un po' me, ascoltare un po' quello che ho da dire, le mie storie, le cose che mi sono successe, ma ci sarà da divertirsi, ve lo assicuro. E poi chissà, in fondo forse suonerò qualcosina pure io. Non vedo l'ora di tornare a Trieste, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto, è un immenso piacere per me. Ci vediamo lunedì. La cronaca adesso: sono stato svegliato da un'esplosione sotto la mia auto, così Pierpaolo Spinazzei, in arte Cibo, writer di San Giovanni Lupatoto in provincia di Verona, ha denunciato ai carabinieri quelle che ritengono una vera e propria ritorsione, un gesto intimidatorio, una bomba carta contro la sua auto. Un atto legato con tutta probabilità all'attività del giovane artista che cancella con i suoi murales legati proprio al momento del cibo le svastiche, croci celtiche
i simboli e scritte insomma di estrema destra e che per questo è stato esposto da tempo a reazioni più o meno evidenti. I suoi murales appena realizzati vengono in genere puntualmente rovinati. Questa volta si è andati oltre, ma lui a quanto pare non si fa intimidire e dice: vado avanti, non ho paura. Ovviamente il fatto è stato denunciato, ci sono indagini in corso su quanto accaduto. Restiamo in tema antisemitismo e le polemiche sull'antisemitismo, perché l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di conferire alla senatrice a vita la cittadinanza onoraria, la senatrice a vita Liliana Segre, la cittadinanza onoraria. Lo ha annunciato il sindaco Riccardo Mortandello. La città di Montegrotto Terme vuole sposare in pieno l'appello etico di Liliana Segre, un appello che parla alle coscienze, alle anime e ai cervelli di ogni cittadino italiano senza distinzione di parte politica. Continua il sindaco: già nelle celebrazioni per il 4 novembre abbiamo ringraziato la senatrice Segre per aver proposto la istituzione di una commissione parlamentare contro il razzismo e antisemitismo. Tutto questo mentre, ricorderete, l'abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale di Treviso, c'è un cittadino di Mogliano che è stato denunciato, esposto in procura proprio per frasi d'odio contro la senatrice a vita Liliana Segre. Adesso i drammi lungo le strade, torniamo nella Marca trevigiana. Castello di Godeco questa mattina una 12enne falciata in auto mentre andava a scuola. È lì soccorso in volo stamattina per aiutare una bambina di 12 anni che è stata investita, pare, sulle strisce pedonali mentre si recava in bicicletta alla scuola media di Castello di Godeco, paese dove risiede. È accaduto 10 minuti prima del suono della campanella delle 8 in via Chioggia. L'alunna è stata urtata da un'auto guidata da una donna, anch'ella pare fosse diretta a scuola, impossibilitata alla piena visuale a causa di un grosso camion. La dinamica resta comunque al vaglio delle forze di polizia intervenute sul posto. Le condizioni della 12enne non destano forti preoccupazioni. Attualmente si trova ricoverata all'ospedale Caffoncello di Treviso. E poi uno schianto tra due auto nella notte tra Santa Maria di Sala e Mirano. Siamo in provincia di Venezia, queste le immagini. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra via Chiesa e via Cavin di Sala. Entrambe le auto sono finite in un fossato adiacente la carreggiata. È ancora da stabilire un po' la dinamica di questo scontro all'incrocio. Ferita una donna, ma fortunatamente in modo non grave sul posto. Oltre al suo, come vedete, i vigili del fuoco con un autogru per estrarre, per sollevare le auto dal fossato, e poi i carabinieri per ricostruire l'incidente. E a proposito di incidenti stradali, saranno in centinaia a partecipare questa sera a Castelfranco alla fiaccolata in memoria di Giulia Zandarin, 18enne morta nel tragico schianto di Musile di Piave, dove è rimasto seriamente ferito anche il fidanzato Alberto Antonello, di 19 anni, ora indagato dalla procura per omicidio stradale. Il primo sabato senza Giulia, lo ricorderemo come se lei fosse ancora qui con noi, avevano promesso gli amici. La partenza della fiaccolata alle 21 dal Palazzetto dello Sport, ognuno con una candela da accendere, per attraversare poi a piedi il centro città nei luoghi frequentati nel fine settimana da Giulia e dagli amici. Al corteo parteciperanno anche associazioni cittadine, a cominciare da quella delle vittime della strada, che a sua volta ha in programma il 16 novembre un'altra fiaccolata che partirà dal parcheggio di via Rizzetti per ricordare tutte le vittime della strada. La cronaca giudiziaria adesso che ci riporta a Padova, un colpo di scena nel processo contro l'imprenditore croato che nel 2011 uccise con il suo motoscafo una coppia di turisti padovani. Potrebbe infatti partire il processo numero 4. Potrebbe aprirsi un quarto processo nei confronti di Tomislav Orvancic, l'imprenditore croato che il 16 agosto del 2011 con il suo motoscafo si schiantò contro la barca a vela della coppia padovana Francesco Salpietro e Marinelda Patella, che morirono sul colpo. La notizia viene riportata da un quotidiano di Zagabria che cita fonti ufficiose del tribunale croato di Zara. A marzo era stata emessa l'ultima condanna nei confronti di Orvancic, ma sembra che non sia stata confermata dalla Corte d'Appello e pare sia stata annullata per motivi formali e procedurali, da qui la possibilità di un quarto processo per l'imprenditore croato e che fa slittare la sua condanna. Per i figli dei coniugi Salpietro, dunque, il calvario giudiziario non si può dire ancora concluso. La cronaca giudiziaria ci porta a parlare anche del processo contro l'ex sindaco di Cortina Franceschi. Ci sono infatti delle novità dalla Cassazione. È così Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana. Buongiorno, è proprio così. La Corte di Cassazione ribalta l'impianto accusatorio della Procura di Belluno, che nell'aprile del 2013 portò all'arresto del sindaco di Cortina Andrea Franceschi per la vicenda legata
lo ricorderete, l'appalto per la raccolta dei rifiuti assegnato nel 2010 all'imprenditore Teodoro Sartori. La Cassazione ha confermato la prescrizione del reato di turbativa d'asta e annullato le sentenze di condanna a 3 anni e mezzo per Franceschi, ridotta in appello a 9 mesi e 200 euro di multa. Confermato invece il reato di minaccia a pubblico ufficiale, ma Franceschi tornerà in appello per la riformulazione della pena. Definitiva per il medesimo reato la condanna a 4 mesi per l'ex assessore Stefano Verocai, scagionati il vice sindaco Enrico Pompanin e l'imprenditore Sartori. E quindi il ricorso per le minacce all'ex comandante della Polizia Locale di Cortina, Nicola Salvato, resta in piedi. 6 anni di processi, una vicenda giudiziaria clamorosa che scosse la Conca per l'arresto del sindaco e poi per il suo esilio da Cortina. Franceschi si dimise dall'incarico di primo cittadino il 9 luglio 2016. L'ex primo cittadino, così come gli altri imputati, non erano presenti alla lettura della sentenza della Cassazione nell'udienza di giovedì, che hanno appreso dai loro legali. Per ora è tutto, a voi. Grazie anche a Tiziana Bolognani. Ancora la cronaca giudiziaria, l'inchiesta sul delitto di Serravalle, la morte e l'omicidio di Paolo Vai. Ebbene, Patrizia Armellin, accusata insieme ad Angela Cormarci dell'omicidio, era stata nominata erede universale di Paolo Vai nel testamento proprio del 57enne. Accusata del suo omicidio, malgrado questo sua erede universale, Patrizia Armellin, 52 anni, in carcere dallo scorso luglio perché accusata, insieme alla 24enne Angelica Cormaci, dell'uccisione di Paolo Vai, è la destinataria dell'eredità del 57enne come messo da lui stesso per iscritto nel febbraio del 2018, un anno e mezzo prima di morire nella sua abitazione di via Cal dei Romani a Serravalle di Vittorio Veneto. La procura di Treviso, che indaga sul fatto, ha restituito la copia autentica del testamento al notaio di Milano presso il quale il documento era stato depositato e in cui si specifica che ad Armellin, fatta salva la quota garantita per legge alla seconda moglie, vanno investimenti, un piccolo fondo depositato in una banca svizzera, dollari frutto della vendita di bitcoin e il ricavato della cessione di un'auto, un camper e una barca. Indefinito l'ammontare complessivo del patrimonio di cui la 52enne potrebbe entrare in possesso, superiore ai 500.000 euro tuttavia, cifra relativa alle sole polizze di risparmio in caso di morte che la procura ha però attualmente bloccato. Per la seconda moglie di Vai, il 57enne sarebbe stato ucciso da Armellin e Cormaci proprio per entrare in possesso della sua eredità. Armellin, che l'uomo pare volesse lasciare, come aveva raccontato in alcuni messaggi mandati agli amici. E allora la sicurezza, perché i carabinieri della stazione di Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, in un'indagine coordinata dalla Procura del Tribunale dei minorenni di Trieste, hanno individuato i componenti di una baby gang di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che ha compiuto da giugno a settembre, nell'area compresa tra i comuni di Zoppola, Fiume Veneto e Cimpello, ben 15 furti di autovettura, 2 furti su autovettura e 4 furti in abitazioni private. Tra questi minorenni il leader era un 16enne italiano che è stato portato in una struttura del Veneto. Denunciati gli altri 4 minori, tra questi c'è un ragazzino giovanissimo di Concordia Sagittaria. E intanto i furti continuano nella Marca, particolarmente falcidiata in questo periodo. Un ladro immortalato dalle telecamere e le immagini finiscono sulla pagina Facebook del titolare della pizzeria razziata. Accade a Montebelluna, dove la notte tra mercoledì e giovedì una persona è entrata nella pizzeria da Mario a Pederiva portando via alcuni strumenti che i dipendenti utilizzano per lavorare. Il titolare hanno poi postato queste immagini dopo la denuncia, appunto sfogando la loro rabbia per quanto accaduto. Una rabbia che è comune in tutte le zone della Marca colpite, in particolare nella zona del Montello, dove anche ieri sera sono uscite di strada alcuni gruppi di ronde. È una decisione che hanno preso da qualche tempo, però evidentemente le ronde non bastano. Furti a ripetizione, ora è diventata una sfida quella dei banditi. I cittadini si sono organizzati in ronde, le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli, ma i furti continuano. Da un mese a questa parte caccia al ladro nei comuni di Giavera del Montello, Cusignana, Bavaria e Nervesa della Battaglia. Le ronde battono palmo a palmo tutto il territorio, si muovono ad ogni segnalazione, ma i tentativi di furto non accennano a diminuire. Nel frattempo gli abitanti sono esasperati. Non ho paura, ho rabbia.
Ce ne sono tantissimi e nessuno riesce a prenderli, i carabinieri non riescono a fare niente e mi domando anche il perché. Comunque siamo così, tutti i vicinati comunque siamo tutti allertati, ci aiutiamo. Come? Facendo delle ronde. Qui a Giavera le razzie non sono ancora terminate, ci dicono i residenti. I ladri non hanno paura nemmeno se la gente si trova in casa, come è accaduto in una villetta in via Lavaggio, dove stavano per entrare dalla taverna. Scappati perché sorpresi sono stati visti scorazzare per i campi per poi svanire nell'oscurità. Spero che se ne vadano, insomma, perché veramente e anche ieri sera vanno avanti e indietro con le macchine, però niente, non c'è verso, non cedono. Non hanno paura? No. Ma come si vive? Male. C'è paura, si vive male, perché comunque anche di notte si va. Io mi chiudo sempre, io ho le telecamere, ho sempre il telefono pronto, chiamo il 112, no, non si vive bene, non si vive con la tranquillità. Ronde o carabinieri, un colpo è stato messo a segno a Selva del Montello, mentre i proprietari erano a visitare un loro caro in ospedale. L'esito scontato, sparita ogni cosa di valore dopo aver messo la casa sottosopra. Ma anche i carabinieri sono un po' con le mani legate. Sono in pochi, il territorio è grande. Infatti, bisognerebbe, non so, che ci fossero più carabinieri. Controlli di notte, posti di blocco. Oh, sì, però anche nelle stradine più piccole, perché sono là che poi si intrufolano e si nascondono. È una guerra. È una guerra, sì. A Mestre adesso, con la morte di una 68enne, si sospetta meningite, ci racconta tutto Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria. Buongiorno da Mestre, c'è un caso di sospetta meningite, una donna di 68 anni, giovedì in tarda serata è arrivata all'ospedale con dolori e febbre alta ed è stata ricoverata immediatamente, ma evidentemente lo stadio dell'infezione era talmente avanzato che non c'è stato nulla da fare. Durante la notte la donna è deceduta. Al momento non è ancora stata confermata la causa, ma il sospetto è che appunto si possa essere trattato di un grave caso di meningite. L'ospedale sta mettendo in atto tutti gli accertamenti di rito, anche perché se venisse confermato questo sospetto andrà attivata la profilassi. Il caso è stato comunque segnalato anche all'autorità giudiziaria e ora sarà al PM di turno decidere se disporre o meno l'autopsia. Quello che si vorrà cercare di capire è cosa abbia scatenato questa violenta infezione. Ricordiamo anche l'ultimo caso di meningite risale al settembre scorso, quando un 19enne è stato ricoverato in ospedale per una forma particolarmente grave, in rianimazione prima, in una stanza protetta del reparto malattie infettive successivamente. Dopo 2 giorni però era fuori pericolo. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dagli Alpini e vi leggiamo un'ultima ora che si trova sul sito del Messaggero Veneto. La notizia è che Udine ospiterà la Dunata Nazionale degli Alpini del 2021. La decisione è stata annunciata stamane dall'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, che ha svelato il nome della città ospitante. Ospiterà dunque per la 5ª volta nella sua storia la Dunata Nazionale degli Alpini. Il responso appunto è arrivato questa mattina. Il capoluogo friulano si è aggiudicato l'edizione 2021 del raduno di Penne Nere, battendo la concorrenza di Brescia, Alessandria e Matera. L'ultima volta fu nel 1996, ovviamente il grande orgoglio, la grande felicità di Udine per questa adunata nazionale appunto che si svolgerà nel 2021. Adesso a Padova per uno scherzo della goliardia padovana che ha costretto la Regione Veneto a intervenire. Per incentivare l'uso della moneta elettronica basta presentarsi in comune a Padova con 500 euro per ottenere una carta prepagata contenente il doppio. Puntuale come ogni 8 novembre arriva lo scherzo dei goliardi del Bo in occasione della festa delle matricole che si celebra appunto ogni 8 novembre e ogni 8 febbraio. Solo che questa volta la lettera burla trovata da tantissimi padovani nelle proprie cassette postali ha ricevuto perfino la smentita della regione. Già, perché la lettera era firmata Regione Veneto con quella H tra la G e la I che già doveva far intuire che ci fosse qualcosa di anomalo, e siglata dal fantomatico presidente Luca Zaio e con dei loghi modificati della regione. Insomma, tutti indizi che potevano far pensare allo scherzo dei goliardi, e infatti nessun padovano si è presentato agli sportelli di Palazzo Moroni.
Tuttavia la Regione Veneto ha inviato una smentita ufficiale. Nessuna comunicazione riguardante l'uso della moneta elettronica è stata spedita ai cittadini padovani. Si legge in una nota ufficiale di Palazzo Balbi, che ha precisato anche che è stata fatta una segnalazione alle forze dell'ordine affinché procedano alle verifiche del caso. Non è uno scherzo invece, ma è una esercitazione, quella messa in atto dal reggimento Serenissima in Laguna, uomini e mezzi in pieno giorno in azione nella simulazione di un attentato terroristico su un vaporetto. Il nuovissimo barchino d'assalto del reggimento Serenissima taglia la laguna come un rasoio. Sul vaporetto è segnalata la presenza di un terrorista. I lagunari abbordano il mezzo di trasporto puntando la Browning, le mitragliatrici minimi e tutto l'armamento individuale. In un attimo sono con grande abilità tra i passeggeri, individuano il sospetto da portare via. È un'esercitazione, ma il livello di realtà è notevole. Alza in piedi! Alzati! Alzati! Tirati le mani! Alza le mani! Vai su, a terra! A terra! Girati! Girati, alza le mani! Come erano arrivati, se ne vanno, lasciando solo la scia. Il Mangusta sorvola basso il forte di Sant'Andrea e nel frattempo la NH90 del quinto Rigel fa scendere i lagunari in fast walk. C'è da concludere un'importante manovra di addestramento per uno dei più preparati reggimenti dell'esercito italiano, capace di operare in 1000 situazioni, ovviamente a cominciare dall'elevata capacità anfibia garantita dagli AV7, con capacità di fare squadra che valgono anche nella vita di tutti i giorni. Sì, c'è osmosi perché l'aspetto essenziale che si ricerca per questo tipo di attività è la squadra, è un ruolo di squadra che deve essere giocato da ogni interprete nella maniera migliore, perché solamente una squadra affiatata, una squadra efficiente, una squadra capace riuscirà a fornire quelle prestazioni che sono richieste alla Forza Armata. I lagunari si esercitano ogni giorno per dare il meglio, con le insegne di San Marco e il loro grido di battaglia. Alla voce! San Marco! Alla voce! San Marco! La sanità adesso con un progetto interessante che ormai da 1 anno e mezzo ha trovato fortuna all'ospedale Cafoncello di Treviso e che riguarda i pazienti oncologici. Viet Tai Chi tra i malati oncologici dell'ospedale Cafoncello di Treviso. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Altre Parole e coordinata dal maestro Maurizio Foschi sta dando ottimi risultati. Coinvolge pazienti, medici e infermieri in un lavoro sull'energia interiore, sulla respirazione, che aiuta tanto la mente quanto la guarigione del corpo. Vuol dire superare la malattia aiutandosi anche ovviamente con questa tecnica che è fondamentale per dare forza al paziente e dare energia alla persona. E attraverso la respirazione, che è un momento molto importante durante l'esecuzione della disciplina, contestualmente si modula anche l'assetto energetico e contemporaneamente anche si fa esercizio. Ti permette di ricaricarti a livello energetico e di trovare il giusto equilibrio, di rilasciare tutte quelle che possono essere le tensioni, l'ansia della malattia stessa. Il dirigente dell'oncologia di Treviso parla di alleanza benefica tra Tai Chi e trattamenti medici. È una pratica che ha creato veramente un clima di anche familiarità all'interno della nostra struttura e ha portato dei benefici in termini di ridotta reattività delle persone di fronte a momenti di crisi che possono esserci, le attese, l'effetto collaterale del trattamento. Una trentina oggi partecipanti, ma l'adesione aumenta costantemente tra malati in cura e pazienti ormai guariti.
Complimenti per il progetto, davvero importante per i malati. E con questo servizio si chiude la nostra prima edizione dei telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben trovati al meteo. Dopo un venerdì con allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, forte maltempo e anche l'acqua alta a Venezia, il tempo torna a migliorare nella giornata di sabato 9 novembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque. Come vediamo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per locali foschie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ancora qualche occasionale pioggia al mattino, poi fenomeni in cessazione e anche qui tornerà il sole. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, avremo qualche nebbia sui settori meridionali al mattino, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.